Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Per un anno abbiamo atteso che ci dessero una risposta e oggi sembra che dalle tenebre stia emergendo la luce. Forse potremo sapere la verità sulla morte di nostra figlia Patrizia. Ecco, questo mi hanno detto la scorsa settimana i genitori di Patrizia Nettis, la giornalista pugliese, non so se ricordate, ne abbiamo parlato già qui anche col papà e con la mamma, trovata morta nella sua casa nel centro storico di Fasano, nel Brindisino, la mattina del 29 giugno 2023. Una morte, diciamo, derubricata e subito chiusa come suicidio dalla procura di Brindisi, addirittura senza un'autopsia. Secondo gli investigatori Patrizia era a casa da sola quella notte, aveva litigato con qualcuno e si era impiccata con un lenzuolo nella scala interna dell'appartamento. Peccato che però, non ha lasciato nessun biglietto e nulla, di quello che era accaduto prima lasciava presagire, diciamo, questo folle gesto presunto. Ehm, Oggi cosa succede? Che dopo numerose archiviazioni e richieste di opposizioni da parte della famiglia, soprattutto di poter fare, una resumazione della salma e anche un'autopsia o anche comunque di fare, degli accertamenti, finalmente la, nuova procura, di Brindisi, anzi di Lecce mi sembra, sì, è di Lecce, quindi cambiata, riapre le cioè dà una proroga perlomeno più che riapre, chiedendo, cioè no, disponendo di fare degli accertamenti sui cellulari, non solo di Patrizia ma anche di 2 uomini che erano in contatto con lei e che sarebbero stati visti addirittura quella notte nei pressi della sua abitazione. Uno, un imprenditore argento con cui aveva avuto una storia, e, uno che era il sindaco, del comune di Fasano, per cui lei lavorava come addetta stampa, ma che comunque sembra avesse una relazione con lei, ecco. Insomma abbiamo scritto anche, molti di noi su, messaggi anche molto particolari che i 2 si scambiarono quella notte in riferimento a Patrizia. Abbiamo scritto anche del messaggio invece che Patrizia mandò al figlio. Patrizia era divorziata felicemente, però aveva un bellissimo rapporto con l'ex marito e anche con il figlio e aveva salutato come sempre il figlio. Quindi, diciamo adesso la procura dispone nuovi accertamenti, si spera che da questi accertamenti nasca qualcosa. Per quanto riguarda invece l'autopsia per ora è sospesa, anche perché poi nel caso si dovrà nominare anche un anatomopatologo, perché, ovviamente le condizioni di una salma dopo così tanto tempo sono ridotte spesso ad uno scheletro. Allora, ne vogliamo parlare oggi qui con l'avvocato Castellaneta che segue da sempre la famiglia di, Patrizia Nettis. I genitori sono impegnati, non hanno potuto partecipare, però noi li invitiamo sempre quando vogliono. Bentornato avvocato. Buona giornata a lei, grazie Ecco, ricordiamo un dell'invito e attimo buona giornata ai tuoi ascoltatori. i numeri per intervenire: 029294 7222 e, 340 670 9659. Allora avvocato, io sento Sì. in questo periodo, un fermento in parecchie situazioni, non lo so. Mi sembra quasi che, ci sia forse più speranza, insomma, di riesumare dei casi anche, o chiusi male o non chiusi e rimasti cold da tanti anni. Insomma ricordiamo, Nadacella che ha visto la conclusione del processo a primo grado, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, poi, e Serena Mollicone che insomma dopo 2 assoluzioni conformi vede ancora, imputati Mottola e un processo di appello bis. Vabbè, Garlasco non ne parliamo. E quindi, diciamo, cos'è cambiato oggi, nei confronti di questo fascicolo, di questa vicenda, secondo lei? Allora, per quanto ci riguarda,
diciamo che per quello che è il nostro punto di vista, nulla di nuovo sotto il sole, cioè nel senso che noi abbiamo da subito, fin dei primi giorni probabilmente successivi al ritrovamento del corpo di Patrizia, evidenziato che le cose non stessero andando come dovevano andare. Non c'erano stati tutta una serie di attività di carattere di indagine che secondo noi, al nostro modo di vedere, erano fondamentali. Ricordo che non fu sequestrato l'immobile, non furono effettuati rilievi scientifici all'interno dello stesso, non fu sequestrato il lenzuolo con cui Patrizia si sarebbe, tra virgolette, tolta la vita, non furono sequestrati gli indumenti, non fu fatto un esame autoptico, insomma non fu sostanzialmente fatto nulla se non recuperare il corpo di Patrizia e chiuderlo in una fredda cassa. Questo è tutto quello che fu fatto, e nonostante i genitori e l'ex marito di Patrizia fin dai primi giorni subito dopo la tumulazione abbiano portato all'attenzione del pubblico ministero tutte queste omissioni, chiedendo che fossero invece svolti tutti questi accertamenti che tra l'altro dopo pochi giorni magari potevano dare più risposte che dopo un anno, no? O dopo 2 anni. Diciamo che noi abbiamo sempre avuto difficoltà a ottenere risposte dalla Procura di Brindisi. Questo perché c'è stato fin da subito un atteggiamento di chiusura probabilmente nei nostri confronti, sul presupposto, o meglio sul pregiudizio, che si fosse trattato di un semplice, utilizzo la parola semplice anche se la utilizzo in maniera impropria, un semplice suicidio, e che quindi non fossero necessari tutti questi elementi, tutti questi accertamenti. Ma il problema è che la convinzione che si sia trattato di suicidio era nata solo e esclusivamente nella testa dei carabinieri intervenuti e successivamente del pubblico ministero che ha gestito le indagini. Ecco, torniamo un attimo a chi era Patrizia e perché questa convinzione allora? Allora, in realtà se avessero saputo chi era Patrizia, probabilmente questa convinzione non si sarebbe formata nella loro testa, perché Patrizia era una ragazza che faceva sport tutti i giorni, faceva la giornalista, quindi era una sua collega e viveva a stretto contatto con la gente, quindi era probabilmente sotto il profilo psicopatologico la persona più lontana dall'idea del suicidio. Peraltro era una mamma, ricordiamolo che questo piccolo particolare... Era una mamma, aveva solo 41 anni, aveva una carriera dinanzi a sé, era stata appena assunta a tempo indeterminato, tutti elementi soggettivi che avrebbero dovuto determinare gli investigatori a fare tutt'altra attività. Bella? Bella ragazza, certo. Ecco, Patrizia era innamorata. Il punto forse è questo. Questo non glielo so dire io. Cioè, o era legata all'uomo sbagliato? Ma questo, ripeto, queste domande afferiscono, diciamo, una sfera che l'avvocato non deve considerare in questi momenti, nel senso che noi ci stiamo occupando tecnicamente della vicenda. Io posso dire sicuramente che Patrizia aveva avuto un matrimonio da cui era nato un bellissimo figlio, aveva un ottimo rapporto con il suo ex marito. Ecco, dalle carte emerge che aveva avuto queste 2 storie, seppur in momenti differenti, con 2 uomini, probabilmente, ecco, con senno di poi possiamo dire 2 uomini sbagliati. Sì, dico questo dal punto di vista della vittimologia che non è stata assolutamente esplorata dagli investigatori, poteva essere importante. Allora veniamo un po' a quella sera. Come si svolge quella sera? Patrizia mi sembra che va a mangiare una pizza, perché quella sera era da sola, il bambino era col papà, giusto? Il bambino era col papà, mentre lei, lei va a mangiare una pizza con un suo amico, che poi fatalmente è l'amico che ritrova il corpo la mattina dopo, perché questo amico aveva una copia delle chiavi di Patrizia, in quanto condividevano la donna delle pulizie, diciamo la signora che faceva le pulizie degli appartamenti, e per cui questa signora passava dal negozio di questo amico di Patrizia a prendere le chiavi ogni qualvolta doveva andare a fare le pulizie a casa di Patrizia. Detto questo, lei si incontra con questo amico, cenano insieme, dopodiché lei torna a casa e si incontra, per quello che ci è dato sapere
dalla documentazione in nostro possesso, si incontra con il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. Ma vengono Tutto ripresi da questo, telecamere? Cioè, quali sono le risultati? chiedo Cioè, scusa, no? vengono ripresi da telecamere o questo da cosa si sa? No, allora dunque i frame delle telecamere riprendono solo l'uscita di Zaccaria dall'appartamento Ah, di Patrizia, che avviene intorno a mezzanotte, se non ricordo. mhm, Tutto questo viene fatto all'insaputa di Argento, che sì, intratteneva ancora un rapporto, diciamo, un rapporto sentimentale sì, con Patrizia, o comunque pare che fosse in un periodo di crisi sì. e quant'altro, il quale, non credendo, diciamo, al fatto che Patrizia fosse andata a cena con l'ex marito e con il figlio, si apposta Ah, sostanzialmente nei pressi di casa di Patrizia e scorge il sindaco che esce di casa di Patrizia. E quindi lo affronta, gli chiede se effettivamente avesse passato la serata con Patrizia, lui conferma la circostanza e quindi successivamente va da Patrizia, la chiama e la fa scendere mhm. e si svolge questo confronto a tre, che a Ah, dire dei due protagonisti maschili si sarebbe svolto in pochissimi istanti, mm, pochissimi minuti, e che avrebbe visto per lo più parlare solamente Argento, mentre Patrizia pare che abbia detto pochissime parole e altrettanto il sindaco Zaccaria. La narrazione fatta dalle uniche due persone che possono narrare i fatti ci dice che dopo questo brevissimo incontro ognuno torna nella propria abitazione. ecco, ma abbiamo dei testimoni? Testimoni ce ne sono, anche se non sono testimoni oculari, ma Mm? sono testimoni uditivi. Uditivi, Che sì. significa, Mm, esatto, significa che ci sì. sono dei testimoni che riferiscono invece di accessi Mm, nell'abitazione di Patrizia, mhm. sia in ingresso che in entrata, addirittura fino alle 3:30 di mattina. Mentre sembrerebbe che, almeno dalla narrazione fatta dai due protagonisti maschili, che a partire dalle 12 e un quarto più o meno, 12:20, adesso io non ricordo benissimo la sequenza degli orari, tutti sarebbero rientrati nella propria abitazione. Mm. E ci sarebbe stato solamente un contatto tra i tre, Mm. separatamente ovviamente, solo tramite WhatsApp. dispositivo cellulare. Mm. Una intensa chat tra i due uomini Mhm, sì. e una chat molto meno, diciamo, intensa tra i due uomini singolarmente e Patrizia. Ecco, cosa si dicono, cioè possiamo dire qualcosa, perché il tono di quei messaggi comunque sono stati pubblicati abbondantemente, ne Sì, abbiamo parlato, sì. è veramente inquietante un po', no, cioè i 2 parlano male di Patrizia, Sì, i due ne entrambi. parlano male, utilizzano ovviamente Sì, dei toni abbastanza violenti nei suoi confronti, definendola a più riprese in malo modo, classificandola e giudicandola mh, per questo presunto tradimento, presunto doppio rapporto, mh, insomma, tutta una serie tutto di presunto, ovvio. valutazioni, Sì. una serie di valutazioni fatte prevalentemente, devo dire, da Argento, mentre Mh, il sindaco si limita ad annuire, diciamo così, seppur solo con la messaggistica. mh. E questa chat dura tantissimo, dura fino alle 3:30 di mattina, Ma probabilmente. assurdo. Sono circa 400 messaggi. Ecco, ho sentito, che Argento, ha rilasciato delle dichiarazioni perché, Sì. ricordiamo che resta indagato. Lui tra l'altro è indagato per stalking anche già, no? Allora, io devo essere sincero, l'imputazione di stalking la ritengo assolutamente inconsistente. Mh-mh. È sicuramente più considerabile quella per istigazione al Istigazione al suicidio. suicidio. Che è Sì, sì, sì. Perché c'è un diciamo particolare mh, che lei si stava riferendo alle dichiarazioni sì, fatte sì. Lui dice che da non Argento. che dall'analisi dei cellulari si scoprirà che lui non c'entra niente, che lui, ehm, insomma non era Ma lì. Mh.
io ovviamente glielo auguro, perché alla fine Mh-mh. noi, come lei ben sa, noi i genitori di Patrizia Certo, non hanno mai puntato il dito contro qualcuno, hanno sempre solo sì. chiesto che fosse accertato la verità per come si era svolta. Però non riesco a non sottolineare come vi sia qualcosa di sospetto nella condotta di Argento, e quando mi riferisco a qualcosa di sospetto mi riferisco al fatto che lui dalla chat con Patrizia, Mh. successivamente a quella notte, abbia cancellato in maniera Mh. selettiva circa 14 messaggi, lasciandone Ecco, invece visibili, ecco, lasciando visibili invece tutti gli altri. ecco. Allora ci siamo chiesti quale fosse il contenuto di questi messaggi, se uno di Eh. questi messaggi non possa configurare proprio il reato di istigazione a suicidio. Adesso comunque, cosa hanno disposto una consulenza e voi comunque avete messo un vostro consulente informatico? Allora adesso il giudice ha disposto un'integrazione di 4 mezzi istruttori. Mh-mh. È una doppia, anzi una tripla acquisizione dati con Mh. riferimento alle singole Sì. celle agganciate dal telefono sia dell'indagato che del sindaco Zaccaria. E questo probabilmente è la prima volta che viene disposto un accertamento diretto nei confronti Del del sindaco. sindaco Zaccaria, che comunque Non è mantiene indagato. un ruolo di persona informata dei fatti. Il suo status, diciamo, processuale non è cambiato. Allo stesso modo viene richiesta un'acquisizione dei tabulati relativi agli indirizzi IP Eh. dei 2 telefoni cellulari durante sempre l'arco della nottata, e poi viene chiesto un tabulato che riguarda la telefonata intercorsa tra Mh. il signor Pace, che è quello che ha ritrovato il corpo di Patrizia il giorno Mh-mh. dopo, e Federica Mancini, che è la testimone che Mh. era al telefono con lo stesso signor Pace. Questo perché? Perché c'è una Mh. discordanza Mh. tra i 2 testimoni Mh. in merito alla presenza delle mandate di chiusura nella porta di accesso all'abitazione Che di Patrizia. capiamo è molto importante come Ed è molto particolare. importante per determinare Certo. eventualmente il fatto che Patrizia si fosse chiusa all'interno, Eh, o che avesse fatto non si entrare fosse chiusa qualcuno. all'interno, che quindi qualcuno Certo, fosse uscito chiudendosi dietro la porta sostanzialmente. certo, certo. Però In vabbè, più è stata disposta una nuova CTU sul telefono di Patrizia, e qui nasce purtroppo un mistero nel mistero, che spero di riuscire mh, a risolvere in giornata di domani, mh. perché nell'ordinanza del GIP si legge che il telefono è però stato dissequestrato e consegnato alla famiglia, cosa che invece non è mai avvenuta. Ecco, perché è successa questo inghippo? Sì, Ma io spero che si tratti di un errore, e che il giudice abbia confuso il dissequestro del telefono dell'indagato con ah, quello della della parte offesa. Io spero cavolo. vivamente che sia così, Mh. perché ovviamente qualora non fosse così significherebbe che il telefono non è più nella disponibilità della procura, e a quel punto nascerà un problema, Eh sì, ovvero capire che fine ha fatto che il fine ha telefono. fatto? E non sarebbe l'unica Eh. volta. Senta, Ho in capito, attesa però di configurerebbe ben eh, altri reati. lo so qui madonna siamo pieni. Guarda oggi ne parlavo anche con, chi si occupa della parte civile del processo Mollicone e veramente anche lì, cioè, la Cassazione parla di depistaggio, la Cassazione che ha riaperto il processo, quindi, mi sembra che qui, insomma, succeda un po' troppo spesso. Senta, quali sono, che per ora sono stati messi in congelatore dal punto di vista medico-legale, anatomo Sicuramente l'esame autoptico. perché? Sicuramente l'esame autoptico. Noi continuiamo a sostenere che concedere l'esame autoptico avrebbe sgombrato il campo Eh, da tutti i dubbi certo, finora esistenti. certo. No, e sinceramente continuo a essere convinto del fatto che ci siano i presupposti per poterla concedere, ma il GIP da questo punto di Mh, vista, almeno in questa fase, ha sposato la tesi del pubblico ministero, ovvero quella dell'assenza dei gravi indizi per il mh, disseppellimento, perché
Perché sì, per il ovviamente disseppellimento devi avere dei gravi indizi. esatto, il Mm. problema è proprio questo, procedurale ed è così. Però, Avvocato, ci ha ripeto, raggiunto Vito. Prima di fare la pausa lo salutiamo. Vito è il papà Coraggio insieme alla mamma di Grazie. Patrizia. Bentornato Vito. Buonasera Laura, ben trovata e grazie per il tuo invito. Sempre io vi ho nel cuore, lo sapete, no? Ci siamo, Sì. insomma, e ho nel cuore Patrizia perché davvero non lo so, io non riesco a capire davvero come si possa agire così, sinceramente, perché cioè pure se hai un minimo, cioè vedi, non so, il giudice Vitelli ce lo sta insegnando, è un minimo dubbio, ma perché non te lo devi togliere facendo un accertamento, no? Senti, non dirmi queste cose perché mi faresti commuovere. Mh. Mh-mh. Allora, Vito, voi avete speranza adesso? Come siete messi? Beh, abbiamo speranza. Cioè si è riaccesa una perché- speranza, questo voglio dire. perché appunto la JIT ha accolto quasi tutti i punti che noi avevamo richiesto di quali punti necessari di approfondimenti scientifici. Mh-mh. Tranne l'autopsia, va bene, penso che l'hai ampiamente Sì. già sviscerato con l'avvocato questo aspetto. Ma io vorrei aggiungere Mh-mh. una ulteriore riflessione. Mh-mh. Io ho sempre giudicato, da quando abbiamo avuto tra le mani il fascicolo, le indagini che sono state condotte assolutamente insufficienti, fatte male, Mh-mh. e oso dire Mh. che se fosse stato possibile, ma chiaramente non è possibile Mh-mh. fare questo, nell'atto di opposizione Mh-mh. l'avvocato avrebbe potuto scrivere un solo commento. Queste indagini devono essere rifatte da capo. Ah beh, sì. Questo non è possibile, per cui l'avvocato ha fatto il suo puntuale atto di opposizione Sì. estremamente corretto, tant'è che ha trovato accoglimento da parte della JIP. Ma io vorrei ancora sottolineare un fatto, e cioè i punti che la JIP ha ritenuto di dover approfondire, quindi i punti Sì. che noi avevamo indicato nell'atto di opposizione, praticamente che ne dicano i PM anche nell'interrogatorio fatto dal PM ad Argento, c'è un passaggio dove il PM fa notare che il lavoro investigativo fatto dai carabinieri è stato notevole. Quindi io contesto fortemente questa affermazione e dico invece che il lavoro è stato assolutamente carente e mi permetto di dire che gli approfondimenti richiesti da noi e accolti dalla JIP, a mio giudizio, escluso l'autopsia, riguardano almeno il 70% del valore dell'indagine. Quindi sottolineo ancora di più che quell'indagine per me è da cestinare. Sì. Facciamo un minuto di pausa e poi torniamo sia con l'avvocato Castellaneta che con Vito Nettis. Torniamo. Io rimango in linea? Sì, rimani un minuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Vincitore di 2 Golden Globe. Che vorresti fare, Hamlet? Miglior film drammatico. Essere uno dei commedianti di mio padre. E miglior attrice protagonista, Jessie Buckley, con Paul Mescal. William Shakespeare. Non sei curiosa di sapere di che parla? Cosa? La tragedia. Hamlet, nel nome del figlio. Dal 5 febbraio al cinema. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali. Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi. Perché mi hai lasciata? Perché hai tradito il tuo cuore? Un film di Emerald Fennell, Heathcliff. Cody, Margot Robbie, Jacob Elordi. Baciami, saremo dannati per sempre. Cime tempestose, dal 12 febbraio al cinema. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati, stiamo raccontando la vicenda di Patrizia Nettis, il mistero insomma della sua morte sicuramente violenta sento con Vito Nettis, il papà di Patrizia, e l'avvocato Castellaneta, che è riuscito ad ottenere un po' una non dico una riapertura totale, però sicuramente un approfondimento di indagini che in realtà poi alla fine non erano proprio state fatte, perlomeno sui dispositivi elettronici, per ricostruire un po' sulle celle telefoniche, per ricostruire i movimenti di questi 2 uomini con cui Patrizia comunque si era incontrata quella notte. Non certo, nessuno avvocato giusto punta il dito dicendo che uno dei 2 sia per forza il responsabile, però di fatto è interessante, cioè voglio dire, poi alla fine le celle o le cose possono anche dirci se magari nell'appartamento si è introdotto un ladro o un rapinatore e noi non lo sappiamo, cioè che ne sappiamo, no? Uno sconosciuto. No, guardi, in realtà abbiamo, proprio ne parlavamo proprio ieri con Vito e Rosanna. Qui le ipotesi ci si può sbizzarrire, credo che gli appassionati di legal thriller potrebbero davvero buttare giù almeno 10-15 ipotesi attraverso cui Patrizia ha perso la vita. Però siamo nel campo della fantasia, certo. Dobbiamo stare ai fatti, certo. agli atti e alle risultanze scientifiche, ma non solo noi, anche la procura dovrebbe stare sì. alle risultanze scientifiche. Invece qui di scientifico, come diceva anche prima Vito, non è stato fatto assolutamente nulla. Cioè qui noi abbiamo dovuto contrastare il punto di vista, la presa di posizione di una persona che ha un nome e cognome, che fa il pubblico ministero nella procura di Brindisi. Questo è il problema. Sì, anche faccio un esempio, anche sotto il profilo psicopatologico. Sì. A me è capitato in altre situazioni in cui la vittima di morte violenta, perché il suicidio è anche morte violenta, è anche classificata come morte violenta. Ma il pubblico ministero illuminato nomina un consulente per la ricostruzione del profilo psicopatologico. Assolutamente. Al fine di capire se vi sono gli elementi tali da ipotizzare che il soggetto si sia tolto la vita. Qui noi ci siamo ritrovati con 2 delle 68 pagine della richiesta di archiviazione dedicate a questo aspetto, ma non c'era un consulente esterno a dare un parere. C'è semplicemente il pubblico ministero che, dopo aver assunto, neanche personalmente, ma per delega dei carabinieri di Fasano, le dichiarazioni di alcune amiche di Patrizia, ha tratto la conclusione che psicopatologicamente Patrizia era un soggetto che avrebbe potuto togliersi la vita. Di fronte a questa che io non so neanche come definire, questo atteggiamento leggero, esatto, la leggerezza forse è
il sostantivo che più di tutti gli altri qualifica questo comportamento, noi ci siamo visti davvero cadere le braccia. Quindi sinceramente io non mi sento proprio di poter dire ai miei clienti, che sono udito, ma noi siamo amici più che clienti, Infatti. dire, perché la viviamo insieme questa storia anche in maniera abbastanza intensa. Non mi posso sentire di dire a loro questa è la verità e quindi fatevene una ragione, così come gli hanno detto più volte e a più riprese i carabinieri di Fasano. Non è così. Cioè gli hanno detto così, fatevene una Non ragione, è completa. senza nemmeno sapere le cause, perché poi nel caso di autopsia si sarebbe fatto anche un tossicologico eventualmente per vedere se, ecco, veniamo ai fatti, se vogliamo dire, c'era nelle vicinanze del cadavere, non so, pillole o robe del genere, o sostanze tossiche? C'era una bottiglietta di, credo che sia un detersivo per il bagno, per disincrostare un liquido, ha un nome preciso, forse Vito lo ricorda meglio di me, io adesso non ricordo. Vabbè, ma uno mica si può uccidere col detersivo, ma figurati. No, ma infatti ci fu riferito da uno dei carabinieri intervenuti che lei si sarebbe prima stordita bevendo questo detersivo e poi si sarebbe... Sì, ma ok, va bene. A me sembrava addirittura ridicolo. Mettiamo che fosse vero, però lo possiamo provare? Cioè, facendo un tossicologico ed un'autopsia? Cioè, no, lo dobbiamo provare. Cioè, tu dici che si è uccisa così senza... Ora, a meno che la medicina legale non abbia fatto passi da gigante, ma a memoria mia il tossicologico si perde dopo pochi giorni. Poi, adesso io non le so dire se oggi il corpo potrebbe rispondere anche a queste domande. Le faccio un'altra domanda, poi dopo vado da Vito. Avvocato, il vostro consulente medico legale, il dottor Bacco, cosa aveva detto? In base lui ovviamente... lui sostanzialmente attenendosi a quelle che erano le fotografie a nostra disposizione, rilevò tutta una serie di incongruenze rispetto all'autonomia del gesto. Le abbiamo versate in una relazione che è stata depositata agli atti, è stata, devo dire, fu in parte depositata anche durante le indagini. Quindi avrebbero potuto nominare un consulente di parte anche loro. No, loro non hanno un consulente di parte. Appunto, avrebbero dovuto. Non c'è. Ma le devo dire di più, il medico che intervenne, che poi era il medico di turno, che intervenne per la constatazione della morte, che per puro caso era anche medico legale, quindi dichiarò di essere anche medico legale, prestò un assist alla procura dicendo che dall'ispezione esterna del corpo lui non aveva notato elementi che potessero far ricondurre la morte ad altri episodi se non quello del suicidio. Ma nello stesso verbale, e questo l'ho dichiarato a SIT, ovviamente riferì che non avevo potuto verificare se vi fossero traumi interni, visto e considerato che non avevo un incarico da medico legale. Quindi lo stesso medico su cui loro hanno basato, diciamo, l'ipotesi del suicidio, gli dice: guarda che potrebbero esserci proprio dei traumi interni, ma se non mi dai un incarico da questo punto di vista io non posso andare a verificarli. Ma infatti siamo proprio in una situazione di pare proprio che non ci fosse la voglia di lavorarci sopra questo caso, ecco. È molto molto strano. Vito, che idea ti sei fatto? Perché? Allora, è giusto che l'avvocato mio, il nostro avvocato, sia abbastanza pacato e professionale nella esposizione dei fatti. Di questo gliene do atto e ritengo che sia assolutamente confacente con la sua figura professionale. Però tu ti puoi arrabbiare. Sì, ecco. Io posso dire delle cose che mi fanno incazzare. E le dico subito. I carabinieri
è scritto nel verbale redatto dal maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Sassano, che è intervenuto sulla casa. I carabinieri arrivano sulla casa alle ore 14. Ora in cui il medico del 118 ha dichiarato che essi sono arrivati sulla casa i carabinieri e lui, il medico del 118, se n'è andato. Perché prima che arrivassero i carabinieri, il medico del 118 aveva constatato la morte rapidamente, ed è normale che questo sia avvenuto, e aveva acceso la rete dei carabinieri. Quindi, se sono arrivati alle 14 è un dato certo, perché lo attestano i carabinieri e lo attesta il medico del 118, ok? Dopodiché sul verbale sono indicati tutti i passaggi che loro hanno fatto su quella casa, cioè che hanno verificato che non c'erano segni di attrazione alla porta, che hanno verificato che sul torso non c'erano segni di colluttazione, che hanno verificato che la casa era praticamente in ordine, anche se poi hanno fotografato una staffallatura al piano superiore, nella zona letto, una staffallatura a giorno dove gli indumenti che erano stati riposti erano stati scaraventati a terra, ma nonostante per loro la casa era in ordine. Bene. Dopodiché, scrive il maresciallo, abbiamo notiziato per telefono il magistrato di turno, il quale ha deciso su nostra constatazione che si trattava di un suicidio e si metteva a disposizione la salma della famiglia, va bene? Sì, sì. Ora, cosa succede? Scrivono sul verbale, successivamente giunge il marito della vittima, il quale mostra il messaggio che ha ricevuto alle 2:20 della notte. Sì, al figlio, no? Al figlio. E acquisiscono questo messaggio WhatsApp facendo la foto del telefono di mio genere. Su quella foto, oltre al messaggio, vi è l'orario che segna il telefono. E il telefono segna le 14:40. Quindi, ammesso che il mio genere si aggiunge sul gioco dell'incidente, già con il telefono aperto sul messaggio e lo abbia immediatamente presentato ai carabinieri, loro hanno deciso tutto in meno di 40 minuti. Sì, sì, assurdo. Cioè, questa è più lampo di quella di Venditti, Cioè, quella lì 2 settimane, questa 40 minuti. Questo è tanto. No, boh, non lo so. Ma Vito, adesso dici proprio, convincici, noi siamo già convinti, però convinciamoci ancora di più. Perché Patrizia è impossibile che si sia tolta la vita? Allora, io ho sempre distinto il periodo antecedente alla conclusione delle indagini, va bene? E il periodo successivo alla conclusione delle indagini, quando abbiamo acquisito la foto dell'incidente e la relazione medico-legale degli attentati, va bene? Allora, nel periodo antecedente alla chiusura delle indagini, noi abbiamo basato le nostre convinzioni che ne dice al PM, che addirittura dice che la posizione di mia moglie, perché non so se sia motivo, lui ha deciso che solamente mia moglie fosse, diciamo, strenuamente convinta
tenuto il stesso trattato di apertura. Vabbè, me lo dite anche dimostrare. Ma lui dice che la posizione di Napoli è apodittica, cioè apodittico significa è una costruzione totalmente slegata dalla realtà. Cioè lui dice che Napoli era nelle nuvole quando affermava quello che affermava. Va bene? Ora, noi abbiamo fissato le nostre convinzioni considerando il soggetto, quindi considerazioni soggettive su quello della mia figlia, su quello che faceva, quindi sport a tutto stiano, quindi le dopaline, adrenalina, tutte delle sostanze che ti fanno stare bene, va bene? E lo faceva continuamente. Il fatto che avesse programmato tutte le attività nell'immediato futuro, nel mese di luglio e nei mesi successivi. Allora addirittura considerato il biglietto che l'andava a vedere un evento a maggio 2024. Sì, no, poi io ricordo che doveva fare un'intervista a Inzaghi, no? Aveva un'intervista in programma a Inzaghi per un giornale, per la Gazzetta, cioè lei collaborava con... Per cui, vabbè, ma poi secondo me basterebbe il fatto che comunque è vero che non è che sempre lasciano i biglietti così, però il più delle volte ci sono dei segnali, no? Se uno è in disagio. Ma una mamma poi è molto difficile, soprattutto con un bambino di così piccolo, una mamma. Senti, l'ultima cosa perché siamo in chiusura, Vito, volevo chiederti, ma innanzitutto darti una speranza ancora, Vito, perché oggi, questo lo voglio dire, è appena arrivata questa notizia ed è un processo che avevo seguito anch'io, è un caso di 50 anni fa, parliamo di Cristina Mazzotti, la prima donna ragazza, era una giovanissima ragazza, venne sequestrata in quel periodo terribile dei sequestri da un gruppo formato da delinquenti locali e mafia qui al nord. Ebbene, sono arrivati gli ergastoli per gli esecutori materiali per omicidio volontario aggravato dopo 50 anni, quindi c'è sempre speranza. Per Serena dopo 25 anni c'è un nuovo processo, per Chiara potrebbe a breve chiudersi un'indagine che potrebbe riportare tutto in crisi e quindi bisogna continuare a lottare. Noi vogliamo parlare di questa storia proprio per continuare a lottare. Quindi la domanda era sul bambino, cioè sul nipotino. Ecco, lui cosa sa della mamma? Cioè, lui si rende conto che c'è questa situazione o no? Diciamo, preferisco riferire dei ricordi bellissimi che lui riporta spesso. E sono ricordi soprattutto legati ai viaggi che lui ha fatto con la mamma, lui e la mamma, alle gare, soprattutto quelle di nuoto. Anche lei era una campionessa di nuoto, E lei si portava sempre appresso il figlio. Noi abbiamo notato che partecipando ad alcuni eventi, perché le piscine dopo la sua morte, con mio nipote, una moltitudine di atleti si sono avvicinati a noi e hanno salutato cordialmente il bambino. Che bello, che bello. Che avessero una lunga conoscenza, oltre noi hanno salutato chiaramente, e io ho chiesto sempre a mio nipote, ma tu queste persone le conoscevi già? E sempre mi ha detto sì, mi conoscevo tutti. Sì, perché la mamma lo portava, quindi bellissimo questo ricordo. Dico questo perché è stato detto nelle famose chat che mia figlia non fosse una madre perché aveva, diciamo, delegato parte dell'accudimento al marito e ai suoceri e a noi. Vabbè, quello pure io, cioè allora
certi personaggi si sono permessi anche di stridere la testa. Sì, ma sai, quando una donna lavora, io ringrazio il cielo tutti i giorni che i miei suoceri siano stati vicini a mia figlia quando io ero più giovane, insomma lei ora ha 20 anni, ma quando era piccola, i miei suoceri mi hanno aiutato tantissimo, perché ovviamente se una donna lavora, cioè, sì, c'è l'asilo, tutto, però ci sono anche i nonni che sono anche importantissimi. Patrizia, è stata esclusa dalla nonna materna. Sì. Perché Ma la nonna certo, l'ha trovata ma è dalle una 8 cosa di mattina normale, certo. alle 18 di sera. Sì, sì. Va bene. Allora niente, avvocato, ci aggiorniamo quando ci sono delle novità su questi Senz'altro. device, più o meno i tempi quali sono? Ma adesso intanto dobbiamo chiarire l'esistenza, quindi ancora la collocazione del telefono di Patrizia. Questo credo che riusciremo a farlo in giornata di domani. Mh-mh. Dopodiché nella settimana successiva sicuramente la palla passa alla procura, che dovrà nominare un tecnico, i tecnici per l'acquisizione dei dati, e resta da capire, immagino che lo faremo in contraddittorio tra le parti, Certo. attraverso la ripetitività Certo, delle per forza, operazioni, per e quindi forza. a quel punto noi interverremo con delle nomine di nostri tecnici che seguiranno gomito a gomito quelli della procura Certo. nell'espletamento di queste attività. Benissimo, allora grazie a entrambi e quindi, si riaprono, sì, torna un po' la luce ogni tanto nelle tenebre, come dice faccio una citazione Ogni dell'avvocato tanto. De Rensis. Ogni Grazie, tanto. grazie a tutti. Grazie a lei, grazie, Buona buon lavoro. giornata. Buonasera. Avete ascoltato Giallo Radio Club.